Le vittorie contro Polisportiva, Sant'Alessio e Ace Galatea hanno sortito gli effetti sperati. La salvezza non è poi così lontana per i giallogranata che ospitano nell'anticipo del Valentino Mazzola la RSC riposto quinta in classifica ed in piena bagarre playoff. Scorgiamo l'11 iniziale scelto dal mister Adornetto tra i pali vecchio Santitto, Bambara, Adriano Mannino, Dallura, Scalisi, Saglimberi, Costanzo, Mazza, Iannello e Di Natale. Dirige la sfida Marco Mirabile di Palermo, assistito da Pietro Quartaronello ed Enrico Oteri di Messina. Immagine a cura di Francesco Morabido. Si gioca sotto un vento veramente burrascoso al Valentino Mazzola, completo giallo-granata per il Caggi, maglia biancorossa, strisce orizzontali invece per le strisce riposto. Prima occasione dopo 10 giri di orologio con il retropassaggio errato che arriva a Di Natale, potrebbe sfruttare l'occasione ma calcia male alla destra e la porta difesa da Cisterna. Risponde al quarto d'ora l'RSC riposto, lancio lunghissimo per Tornitore a tu per tu con Vecchio, parata da portiere di hockey del numero 94 del Caggi che al giro di boa della prima frazione di gioco si rende ancora pericoloso con la palla recuperata da Di Natale, sgancia un gran destro dalla distanza, Cisterna si lancia e prega. Ora è una vera e propria tromba d'aria quella battutasi sul Valentino Mazzola. Al 35esimo però si rompono gli equilibri, Scalisi tiene in campo il pallone, riesce a servire Di Natale, il quale a sua volta a rimorchio per Lanzoni con il mancino a giro, Cisterna impassibile, Caggi in vantaggio. Che azione dei ragazzi di mister Adornetto che va ad abbracciare proprio Lanzoni. Prima del duplice fischio però fraseggio sulla destra dell'RSC riposto, cross dentro per Puglisi che non trova l'appuntamento con la sfera. Ultima emozione della prima frazione di gioco con gli ospiti che ci provano per 2 volte, ma prima la difesa e poi Vecchio riescono a neutralizzare i tentativi etnei. Va così in archivio la prima frazione di gioco, Caggi avanti grazie alla marcatura al minuto 35 ad opera di Lanzoni. Passiamo con le nostre immagini al fine della ripresa dopo 3 minuti al rientro in campo delle formazioni, cross messo dentro, palla che sbuca per Alessio Emanuele che calcia fuori e porta vuota. 55esimo punizione calciata bene, Vecchio in grande stile si tuffa alla propria destra all'ora di gioco, Bambara di testa prova a mettere in moto Scalisi che per poco con questa parabola, aiutato anche dalle forti raffiche di vento, non beffa l'estremo difensore Cisterna. Primo cambio intanto con Campanella che rileva Mannino al minuto 74, un minuto più tardi Costanzo per Scalisi molto mobile nel tandem offensivo, serve Di Natale, restituisce la sfera al numero 9, non riesce a stoppare bene, se lo allunga un po' come Dusan Vlahovic in Juve Inter, non riesce a battere a rete. Si resta allora sull'1-0 con l'RSC riposto che ha l'occasione di rientrare in partita con una conclusione da fuori, l'ennesima di questa partita giocatasi molto sulle seconde palle. Il mancino sorvola di un paio di metri la trasversale, la porta difesa da Vecchio. Minuto 81, corner battuto corto, la sfera dopo un paio di fraseggi ritorna sul binario mancino, sfera messa dentro da Tornitore che si divora il gol del pareggio. Era comunque tutto fermo per posizione di offside. Minuto 83, tocca a Riccina in luogo di Campanella all'85esimo, punizione di Palazzolo per l'inserimento di un compagno. La sfera ancora una volta non inquadra però lo specchio della porta. Nel finale scampoli di gara anche per lo Iacono e Alaimo in luogo di Di Natale e Bambara. Arriva la beffa però al minuto 90, la sfera viene spizzata infatti per Giacomo Fisichella, arpiona il pallone con un destro e glaciale a battere Vecchio e fare 1-1 al Valentino Mazzola, pareggiato l'iniziale vantaggio di Lanzoni nel primo tempo proprio allo scadere da Giacomo Fisichella. Resta comunque un buon punto per il Caggi, un po' di amaro in bocca per come è arrivato nel finale. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.